Si vendevano i bambini addirittura, dicevano una volta che il giornalista venuto per la foto. Sì, che non conoscevano il posto. I giorni 15 di agosto Sì. e Aldamo si facevano la festa di Sì. Santa Maria. E stava questo, non so come dire, i pastori, Sì. per esempio, stai a presentare un padrone, però o non voleva più il padrone, o non voleva stare più il pastore, dice Santa Maria, te lo guarda che me ne chiaggi, oppure quando dice, figlia, Santa Maria te, Santa Maria, te ne nasci. E allora il giorno di Santa Maria, il 15 di agosto, si riunivano tutti in piazza. Adesso io dico, questo mi capita a me personalmente. Mio padre diceva, vieni a presso a me in mezzo alla casa, mi dice che ti stai a bene, capo quando si è diffuso di come mi hanno trattato, come mi dice, a parlare i giornalisti, come dicevano, Aldamo si vendono i bambini. Ed era veramente che non ci vendevano. Ti davano... Quando io cominciai ad andare in campagna, mi facevano venire ogni volta, ogni 2 mesi. Un anno me ne 6 volte a chiesa. La mutata, dunque, tu non andai sempre alla chiesa, uno dei padroni stai a fare festa la domenica. Uno dei mettagli a uscire a bella con la vada sotto, ma non c'è per mai, allora tu pastavo, allora tu bagnavano, come essere tu gambe. Però tu veniva ogni 2 mesi la foto. Diciamo, vendere i bambini era perché tuo padre ti assegna, ti portava ad un... Mio padre diceva a me, vieni con me, e mi portavo in piazza. Quando c'è un padrone che hanno per esempio un creato, che hanno guadagnato, secondo come era la richiesta. Si mettono d'accordo col prezzo? Allora, dove l'ha te lo mandai? Sì, allora, diciamo normale per esempio 500.000 umani stanno. 400, facciamo un contratto. E chi si soldi non li prendevi tu, li prendeva tuo padre? Non me l'hai messo.